Oggi il nostro ministro della difesa Ignazio La Russa ha chiamato le estetiste per fare un'indagine per capire se gli uomini italiani continuano a depilarsi, perché lui vorrebbe che l'uomo non si depilasse più, perché l'uomo deve essere l'uomo col pelo, quello vero, quello rude, un po' modello suo, no? Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Ignazio La Russa, il ministro della difesa. Tutto bene? Sì, ma perché? No, guardi, chi è che ha sbagliato il numero? No. Chiamo perché stiamo cercando di incentivare le donne a intraprendere la carriera militare. Sì, ma guardi che io ho 60 anni, No. Ma non c'è età per la carriera militare. Ha 60 anni la signora. Lei non è interessata? No. Ma è sicura? Sì. Ci siamo stancati di tutti questi uomini depilati, eccetera. Vogliamo le donne col pelo? Lei il pelo ce l'ha? Niente, guardi, fa un negozio e Signorina, sto lavorando. metta giù, signora. Buonasera. Sono il ministro della difesa Ignazio La Russa. Pronto? Pronto? Pronto, sa chi sono io? Sì. Ecco, volevo sapere, stiamo cercando di capire se ci sono ancora uomini che si depilano. Ah, qui da noi no, perché non facciamo uomini. Oh, molto bene, perché stiamo per far entrare in vigore una legge che proibisce agli uomini di togliersi il pelo. Mi par giusto? E ci sono ancora le donne col pelo? Alle donne sì, se no noi non lavoreremmo. Scusa. Immagino estetica, buonasera, sono Manuela. Buonasera, sono Ignazio La Russa, il ministro della difesa. Sì, mi dica. Salve, stiamo facendo un'indagine per sapere se ci sono ancora uomini che si depilano. Certo, lei vuole essere un nostro cliente? No, anzi, signorina. stiamo cercando di introdurre una legge per vietare all'uomo di depilarsi. No, guardi, a noi va tanto bene perché è anche un po' un'entrata a livello economico, quindi lasci pure perdere, non faccia nessuna legge, la ringrazio, sa? No, ma vorremmo sapere se in percentuale se è aumentata negli anni o diminuita. Ma guardi, se fossero tutti come lei andremmo benissimo, potremmo anche fare un introito anche molto più elevato. Se vuole invece fare una legge al lui mica si contrario, depila, in modo che gli uomini vengano di più a depilarsi, ci farebbe piacere, sa? Buonasera, sono Benedetta. Buonasera, sono Ignazio La Russa, il ministro della difesa. Sì, buonasera. Buonasera, la chiamo perché stiamo facendo un'indagine per sapere se ci sono ancora uomini che si depilano. Sì, Ce ne sono purtroppo. sì, ce ne sono. Ecco perché vorremmo introdurre una legge che vieta all'uomo di depilarsi. Per noi è comodo che si depili. Lo so, ma non ci sono più i maschi di una volta, ci sono tutti questi uomini un po' checche, diciamo. Ma no. E vorremmo sapere se ci sono ancora donne col pelo. Lei il pelo ce l'ha? Ecco. Brava signorina, ha fatto bene buttar giù, ha fatto assolutamente bene, guarda.